Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Dopo la Camera, anche il Senato, con tutte le forze politiche, ha approvato lo scostamento di bilancio da 32 miliardi che saranno utilizzati anche per i ristori alle varie categorie. Soddisfatta la maggioranza da Forza Italia, il senatore Dal Mas chiede attenzione sull'utilizzo dei fondi. Anche dal Senato ieri sera è arrivato un sì unanime allo scostamento di bilancio, un'operazione da 32 miliardi di euro votata da tutte le forze politiche che si sono prese una tregua prima di tornare alla battaglia sul sostegno o meno all'attuale governo. Il nuovo decreto ristori prevede appunto 32 miliardi di deficit aggiuntivo con i quali saranno previsti anche nuovi stanziamenti per la cassa integrazione, per gli enti locali, le forze dell'ordine, la protezione civile e la sanità, in particolare per l'acquisto, la conservazione e la logistica dei vaccini e dei farmaci anti-Covid, nonché per il sistema dei trasporti pubblici. In aula anche il senatore friulano Franco Dal Mas di Forza Italia, che ora chiede di destinare con criterio i fondi. Non sappiamo esattamente come e in quali termini i provvedimenti ricadranno su famiglie, imprese, professioni, partite IVA. Speriamo che le promesse annunciate siano mantenute, cioè si migliori il sistema dei cosiddetti ristori basati su presunti sussidi e sulla differenza di un mese rispetto all'altro, ma si incomincia a produrre un ristoro basato sulla perdita di fatturati. Soddisfatte del voto le forze che sostengono il governo e che ora continuano a tessere la tela per trovare la maggioranza assoluta anche al Senato con un nuovo gruppo parlamentare. Questo è l'obiettivo del Premier Conte dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica. Dal centrodestra, dove è aperto il dialogo tra i leader e Mattarella, la soluzione invece continua a essere una sola: il voto anticipato. E c'è attesa anche da parte del commercio per capire come i fondi saranno utilizzati per i ristori. I 32 miliardi di euro messi sul piatto dall'ultimo scostamento di bilancio possono sembrare una cifra cospicua, ma dovendo servire ad arginare molte falle, rischiano di essere utilizzati solo per dare qualche contentino a tutti. Per questo andranno gestiti al meglio, ne è convinto il presidente di Ascom Pordenone Alberto Marchiori, alle prese con la conta dei danni nel terziario. Fermo restando che sono, ribadisco, elemosine rispetto ai danni che l'economia ha, che socialmente hanno i nostri imprenditori anche sotto il profilo psicologico e che le nostre famiglie hanno. I soldi messi sul piatto non sono mai sufficienti. Il nostro presidente nazionale IFIP è stato a parlare col ministro, la coperta è molto corta, sono 32 miliardi che devono utilizzare su diversi fronti, per cui non saranno sufficienti. Il messaggio alla politica è diretto. Trovino delle soluzioni per uscire indenni da questa situazione che si presenta catastrofica, con i licenziamenti che sono stati prorogati, la cassa integrazione, tutto questo finirà e noi riteniamo che si possa ovviare riducendo ed eliminando i ristori, facendo tornare a lavorare i nostri imprenditori. Marchiori, inoltre, guarda con preoccupazione alle attuali vicende del governo. Sicuramente non sarebbe il momento, perché con questa pandemia qualsiasi distrazione come dire, andrebbe evitata. Se non c'è la possibilità di governarlo e soprattutto con gente capace, le urne sono l'unica medicina, cioè io non vedo altre soluzioni. Passiamo ora ai numeri odierni sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia, a fronte di 7.817 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 504 nuovi contagiati, con una percentuale di positività del 6,44%. Sono inoltre 2.168 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 153 casi, 7,05% di positività. I decessi registrati sono 26, di cui 6 nel Pordenonese. I ricoveri nelle terapie intensive sono 59, mentre quelli in altri reparti 688. Numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Passiamo alla cronaca. La presenza sospetta di 3 albanesi in un bed and breakfast di Sacile ha fatto scattare i controlli della questura di Pordenone. Dopo le verifiche, uno di loro è stato arrestato, un altro rimpatriato e per il terzo è scattato il foglio di via obbligatorio.
Un terzetto con non di certo buone intenzioni aveva preso una camera in un bed and breakfast di Sacile, ma la sospetta presenza è stata subito segnalata alla questura di Pordenone attraverso l'alert system alloggiati. Le verifiche immediatamente scattate da parte dei poliziotti hanno portato all'identificazione dei 3 albanesi tra i 25 e i 27 anni che peraltro avevano violato la zona arancione senza motivo e per questo sono stati sanzionati. Su uno di loro pendeva un ordine di esecuzione di carcerazione disposto dal Tribunale di Lodi e per questo il 25enne è stato arrestato e portato in carcere. Un altro è risultato essere gravato da numerosi precedenti di polizia per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, con arresto in flagranza avvenuto nell'aprile 2017 per furto in abitazione commesso a Bologna, oltre ad avere precedenti di polizia per porto d'armi e di oggetti atti ad offendere e guida senza patente. Per lui il questore ha disposto il foglio di via obbligatorio per 3 anni e l'immediato ritorno in Emilia-Romagna dove risiede. Infine, il terzo elemento del gruppo è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora. L'uomo è stato rimpatriato oggi con un volo Venezia-Tirana. Nell'ambito dei controlli per le normative anti-Covid, i carabinieri della compagnia di Sacile hanno sanzionato 10 persone. Tra queste una aveva bevuto uno spritz nelle adiacenze di un bar di Sacile non potendolo fare, mentre altre erano uscite senza giustificato motivo dal proprio comune di residenza. Denunciato anche un 24enne che era sfuggito all'ALT dei carabinieri, poi risultato sotto l'effetto di droghe e alcol. Questa mattina attorno alle 7:20 si è verificato un tamponamento tra 2 auto nella zona industriale di Aviano. Nell'impatto uno degli occupanti, ferito, è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco di Pordenone. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto insieme alle forze dell'ordine. E un'auto è uscita di strada questa mattina attorno alle 8:30 a Vivaro lungo la provinciale 36. Tra Tesis e Basaldella sono rimasti coinvolti un conducente e un passeggero. La vettura, per causa del vaglio delle forze dell'ordine, ha terminato la sua corsa a ruote all'aria, oltre a un fossato a bordo strada. Un passante, arrivato poco dopo, ha prestato il primissimo soccorso e ha allertato il 112. Sul posto i vigili del fuoco di Maniago e il personale sanitario che ha prestato le cure del caso alle 2 persone a bordo, poi accompagnate al pronto soccorso di Pordenone per accertamenti. Cambiamo argomento. 5 pietre d'inciampo posate oggi a Caneva commemorano la fine della famiglia Zaghete, di cui gran parte dei componenti, compresi 2 neonati, furono uccisi o arsi vivi dai nazifascisti nel 1945. A sopravvivere alla strage una bambina, oggi diventata anziana e testimone di quell'orrore. Io mi sono salvata perché ero dalla zia Sarone, anzi tutti e 2, io e anche mio fratello. Però la mamma era passata il giorno prima in bicicletta e ha caricato su mio fratello, ma era piena di borse, così, guarda, non ci stai, ha detto vengo a prenderti domani. E l'indomani è stata la giornata tragica della disgrazia. Aveva meno di 3 anni Caterina Franca Zaghete quando i nazisti per rappresaglia uccisero parte della sua famiglia, mamma Dosolina Manfè, il fratellino Ermenegildo di 6 mesi, il cuginetto Enzo Carioti di 18 mesi e i nonni Eugenio Zaghete e Caterina Polo, colpiti a colpi di mitraglia e poi arsi vivi nella loro casa di Longon a Caneva, un episodio che ha segnato fatalmente la vita di Caterina. Anche il padre sopravvisse, ma fu accusato di aver abbandonato la famiglia e Caterina crebbe con zia Emma. Invece era la mamma che aveva insistito. Tu vai via che tanto a noi mamme, quei bambini, ai nonni non fanno niente, invece non è stato vero, non è stato così. Una vicenda che ancora oggi mette i brividi, avvenuta il giorno prima della liberazione. Si tratta di uno dei più crudeli episodi di tutta la storia della resistenza pordenonese. E questo per la crudeltà e quel male assoluto del nazifascismo, in questo caso rappresentato da quel criminale nazista che era il tenente medico Alfred Dornenburg, che era a capo delle SS di stanza a Roveredo in Piano. Oggi, proprio in quel luogo dove è già presente un cippo commemorativo, sono state posate le 5 pietre d'inciampo del Cammino della Memoria all'interno di un progetto portato avanti assieme all'ANPI, all'ANED e ai comuni dal Liceo Leopardi Majorana. Io penso che ormai a distanza d'anni le persone tendono a dimenticare, soprattutto i ragazzi, e questo non dovrebbe succedere. Ormai sui libri di scuola
si pensa che sia sempre la solita storia, no? E quindi si racconta molto velocemente, e invece bisognerebbe ricordare proprio nei particolari. Erano persone come noi che al loro posto potevamo esserci noi, e la sofferenza ci accompagna lungo la storia, ma questo è un pezzo di storia da non dimenticare davvero. Io capisco che nell'uomo c'è di cattivo e c'è di buono. Il cattivo l'abbiamo già visto con la guerra e così, di buono forse possiamo ancora scoprirlo. Ci spostiamo a Pordenone, dove sono partiti i lavori per l'ampliamento del Pala Zen a Villanova. In corso a Pordenone i lavori per ampliare il Pala Zen di Villanova. Diventerà una struttura multiuso per lo sport, per la vicina scuola Rosmini e in generale per la vita del quartiere. A ordinare i lavori è stato il comune. Il complimento più bello che abbiamo ricevuto è stato proprio quello del storico fondatore del Judo Villanova, animatore della vita sportiva di questo quartiere, cioè Edoardo Muzzin, tutti conosciuto come Dudu, il quale ha detto fatto, cioè abbiamo parlato della necessità di questo impianto, di questo ampliamento che servisse tanto al mondo dello sport, ai nostri ragazzi, ai bambini, ma dall'altro lato anche come ampliamento degli spazi a disposizione della scuola, e come amministrazione, recependo la valenza, l'importanza di quest'opera, l'abbiimo subito cantierata, quindi un motivo di orgoglio. Opera questa che si collega a quella vicina della festa in piazza, Sindaco. Sì, stiamo lavorando contemporaneamente su un altro cantiere, proprio quello della festa in piazza, sostanzialmente 1,5 milioni di investimenti, per consentire di avere un luogo ancora più bello e più confortevole per l'attività sportiva, per l'attività aggregativa. Io credo che sia fondamentale che l'amministrazione abbia dato risposte per consentire socialità, punti di ritrovo, luoghi riqualificati, soprattutto in un quartiere come quello di Villanova. Il mondo sportivo ancora una volta si mette a disposizione del mondo scolastico, perché questa struttura che noi vediamo avrà sicuramente una connotazione sportiva, ma sicuramente una partecipazione scolastica molto forte e anche una protezione sociale, perché verrà usato anche per quanto riguarda la società del quartiere. E dunque, come dire, missione compiuta. I lavori procedono a pieno ritmo e, salvo imprevisti o maltempo prolungato, il nuovo Pala Zen sarà inaugurato ad aprile. Polcenigo ora è ufficialmente riconosciuto comune turistico e città d'arte. La comunicazione è arrivata all'amministrazione comunale e dalla regione a firma dell'assessore regionale alla cultura e allo sport Tiziana Gibelli. Un'altra bella soddisfazione per la nostra comunità, commenta il sindaco Mario Della Tofola, non solo una medaglia ma un modo per poter applicare la relativa norma nazionale o regionale per i comuni nel cui territorio insiste un sito regionale UNESCO, prosegue il primo cittadino. Tassello dopo tassello, la strategia messa in atto dall'amministrazione comunale sin dal 2013, volta alla crescita turistica e produttiva del territorio, sta raccogliendo i frutti sperati. Nonostante le difficoltà originate dalla pandemia da Covid-19, il territorio continua a dare prova di vivacità e capacità attrattiva, conclude il sindaco. Ed era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Economai FVG. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani, sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.